occhi del cuore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Diciamo al Signore, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Voglio vederti. sì Signore, tu sei santo, veramente Santo, Santo, Santo. Sì, Padre, Tu senti sei la tua Chiesa Santo, dicendo, Santo, Signore, Santo. Santo, Santo, Santo. Voglio vederti. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. la Chiesa canta. Il Signore vuole sentirvi. Alleluia. Gloria a Dio. Un'altra volta. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Signore, è per te questo. Santo, Santo, Santo. Voglio vederti. Amen. Gloria sia al Signore. Il Signore, come già ha detto il pastore, il Signore è già qui. Per questo diremo, tu sei qui. E vogliamo che il Signore muova la sua Chiesa, non solo oggi, non solo questa domenica, ma sempre più avanti, fino al suo ritorno, al ritorno del suo Figlio, al ritorno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Tu sei qui, ti muovi fra di noi. Adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi. Adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso.
Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ristorando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Amen. Questo sei tu, Signore, miracoloso veramente. Alleluia, alleluia. Meraviglioso sei, chi è pari a te. Oh Signor Gesù,
Sì, Padre. Solo tu puoi ristorare, Signore. Puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Per questo ti diciamo: meraviglioso sei. Per sempre, Signore. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Forte per il Signore. Meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Meraviglioso sei. Per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero che te. 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 Diciamo un'altra volta. Meraviglioso sei. Sei veramente meraviglioso, Signore. Per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Sì, Signore, questa lode è per te, oh Padre. Meraviglioso sei tu, Signore. I miracoli, Signore, che hai operato nella mia vita e nella vita della tua Chiesa, Signore. Per questo diciamo adesso, Signore, grandi, grandi, grandi sei tu, veramente. Oh mio Signore, Allor che con rispetto io miri il ciel che fece il tuo voler e lo splendor di stelle sento il tuono e il mondo intero che narra il tuo volere. Con forza adesso, potenza. Un canto il cuore innalzo a te, Signore.
grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore in alto a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Quando Gesù ritornerà dal cielo e gioia piena mi darà lassù, mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare, Signor, grande sei tu. Tu canti il cuore in alto a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Tu canti il cuore in alto a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore in alto a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore in alto a te, Signore. Grande sei tu, 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 grande sei tu. Amen. Lodato sia il nome del Signore Gesù. Padre, ti ringraziamo, Padre, per questo tempo di lodi, Signore. Che il nostro cuore, Signore, sia pieno in questa settimana di questa gioia, Signore, che riempi il nostro cuore in questo tempo, Signore, in questo momento. Signore, adesso vieni, Signore, tramite il tuo Spirito Santo, Signore, parla, Signore, parla con noi, parla al nostro cuore, Signore, che la tua parola possa entrare nei nostri occhi, Signore, e che possa arrivare al nostro cuore, Signore. Dacci, oh Padre, il cibo del nostro spirito in questo momento. Usa il pastore, Signore, il pastore Caio, come con la tua parola, Dio. Nel nome santo di Gesù Cristo, Padre, ti ringraziamo. Amen e amen. Amém. Grande, grande sei tu. É questo il nostro grande Dio che noi adoriamo, lodiamo. È questo il nostro grande Dio che noi crediamo e viviamo. Perciò quando noi diciamo grande sei tu, quanto è importante ricordare delle grandi cose che Dio ha fatto nella nostra vita, nella nostra storia. E ricordare la bellezza di queste storie che Dio agisce e scrive nella nostra vita. Amém, chiesa? Bambini, potete uscire, ci sono i monitori là, indietro con voi. Ok, stiamo camminando in questo periodo per un periodo di circa 3 mesi, come la Chiesa deve essere santa, santificata e l'importanza della santificazione che è per la nostra vita. È una camminata, la santificazione è un processo. E quando noi consegniamo la nostra vita in Gesù, comincia naquele período uma nova história, uma nova vita, dove man mano comincia a abbandonare i concetti del mondo e cominciare a assorbire i concetti di Dio.
tante volte nós entriamo num processo de santificazione in modo molto legalistico, ossia molto farisaico, e stiamo perdendo di vedere la grazia del nostro Signore, del cambiamento della nostra storia, in certi concetti che sembra che non devono, ma dobbiamo cambiare na nossa história. E hoje falaremos de um argumento muito interessante e é muito delicato, e é um argumento que se parla della amarezza. É um argumento que se parla del perdono. E se eu não riesco a capire l'amarezza e o perdono basato sulla guida del Signore, eu vivo sempre com aquela mentalidade completamente fora del Signore. E hoje caminhamos com essa história do perdono, dell'amarezza, e l'amarezza é pecado. Avere l'amarezza, avere la persona dentro do nosso cuore com um po' di dolore é pecado, e nós pensamos que não é pecado. E que está no pecado é aquele que subisce l'offesa. E é quello che noi dobbiamo camminare questa mattina. Ebrei 12, 14 e 15. Se tu sei a casa, hoje staremo usando tanti testi biblici, já pode prendere la tua Bibbia e camminare questa storia. Ebrei 12, 14 e 15. Qual è la prima parola? Impegnatevi, un sforzo. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Impegnatevi a cercare la pace e la santificazione, ma senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Perciò la santificazione è questo processo di trasformazione dove io decido e il Signore comincia a rivelare nel mio cuore le aree che io devo cambiare. Così è un processo tra me e il Signore, una decisione mia e il Signore che comincia a inserire nel mio cuore questo desiderio, questo sogno. Perciò il senso do perdono è sapere che io devo decidere di perdonare. E il Signore comincia in quel momento a lavorare nella mia vita che io possa perdonare tutta la storia. Perciò trasformare questa amarezza in perdono è questo grande passo che io devo fare nella nostra storia. Perciò trasformare l'amarezza in libertà. Chi è stato prigioniero di qualche persona qua, di qualche fratello, sorella, famiglia, fratello, genitori, figli? Chi è stato prigioniero qua? Solo io? E chi è stato il colpevole della storia? Loro. Loro. Perciò che l'amarezza è una cosa molto difficile di accettare come peccato, perché noi vogliamo giustificare. E quando nós estamos cercando de giustificare quello, nós estamos cercando de dire che io non sono nel peccato, ma soltanto quello che ha commesso la offesa. E noi non riusciamo a capire che quando esiste l'amarezza, o dolore per un'offesa, io sono entrato in un processo di peccato. Perciò che è molto difficile di lavorare questo, pensando in un modo del mondo, no, io sono la vittima e l'altro è il colpevole. Ma guardando il punto di vista biblico, se io ho subito un'offesa, il mio prossimo passo qual è? Perdonare, come il pastore Sandro ha iniziato il culto oggi, lo stesso modo come Dio mi ha perdonato. Perciò trasformare l'amarezza in libertà è un bello processo che dobbiamo camminare, questo è il nostro traguardo. La parola amarezza è molto interessante, viene dal greco pungere, forte, e c'è una radice ebraica che dice qualcosa pesante. Perciò amarezza significa qualcosa di forte e pesante che punge nel profondo del nostro cuore. Sono stato amareggiato perché c'è qualcosa pesante, forte, che è andato direttamente nel mio cuore. Perciò che io devo capire che l'amarezza non si stende automaticamente quando ricevo l'offesa, ma è una reazione peccaminosa a quella offesa che io ho subito. L'amarezza è forse il peccato più contagioso, perché la persona che subisce l'offesa è una vittima. E noi cominciamo a contagiare gli altri, noi siamo la vittima, l'altro è l'offensore, io sono la vittima. E cominciamo a contagiare tanta gente intorno a noi. Perciò che io devo sistemare la mia vita con il Signore per imparare il senso del perdono. Conosce qualcuno che ha un libro che non è la Bibbia, un libro di colori con la copertina nera, dove è scritto tanti nomi che questa persona ha ricevuto l'offesa? Conosce qualcuno così? Una volta nella mia vita ho cominciato a fare un libro così. Basta, io vorrei vivere la libertà e la gioia. E tanta gente quando riceve un'offesa scrive un nome.
scrivi un nome, scrivi un nome, scrivi un nome, e questa persona è tagliata della sua storia. Questa persona amareggiata sta vivendo nel peccato. Questa persona è triste. Questa persona amareggiata non riesce a vedere la libertà e la gioia del Signore. È una persona che quando subisce un'offesa, che cosa fa? Si allontana delle persone e si allontana di questa persona che lo offende. E questo è peccato. Adesso abbiamo questa moda, eu penso que se questo testo bíblico fosse scritto qualche tempo dopo, in questo periodo, una persona amareggiata subisce un'amarezza e nell'altro giorno esce do gruppo WhatsApp. Conosce qualcuno che esce do gruppo WhatsApp per avere amarezza com qualcuno? E quando eu vejo a pessoa esce do grupo WhatsApp, eu começo a pensar, ci sono 40 persone, ha avuto un conflitto con una persona, ele é alto 39. Ossia, la persona amareggiata non riesce a discernere le cose, perché lei è la vittima. E lei deve esprimere questa reazione in un modo molto forte verso gli altri, per contagiare gli altri. Perciò una persona amareggiata, oltre a avere un libro, e è un libro pieno di nomi, comincia a abbandonare tutte le persone che sono intorno a lei, perché lei sta vivendo questo dolore dell'amarezza. E non riesce a percepire che è lei che è una schiava, che lei sta soffrendo e che questo colpisce a tante persone. Eu comincio a pensare, avete cantato adesso un cantico che Gesù tra poco sta tornando. E questa persona amareggiata, ha una espressione che il pastore mi ha detto questa settimana, sono imbronciate, in portoghese sono persone imburrada, ok? Ossia, un muso lungo. E eu comincio a pensare, tra poco Gesù ritorna, comincia a portare in cielo la sua gente, e ci sono quelle persone imbronciate, eu posso dire, che vanno in cielo con quello muso lungo, e Gesù, ma perché sei così? Perché c'è qualcuno qua che è intorno a me. Perdona! Ossia, non riesce a vedere la gloria do Signore, non riesce a vedere le grandi cose del Signore, perché la persona amareggiata è il centro della storia e non riesce a fare un sorriso, perché vive sempre com dolore de qualcuno que l'ha offeso. Eu sempre digo, a vida é curta, a vida é bela. E perché noi trasformiamo la vita in dolore, in amarezza, abbandoniamo il rapporto con la gente, stiamo perdendo di vivere con la gente perché manca il perdono. La persona amareggiata ha la giustizia umana di chi veramente lei è stata offesa. La persona amareggiata non riesce a percepire il proposito di Dio tramite quella offesa. Quante volte abbiamo offeso Dio? Solo questa mattina quante volte? Dio non è amareggiato con me. Dio mi perdona. Dio mi abbraccia. Dio mi sostiene. E lo stesso atteggiamento che Dio ha con me, io devo avere con le persone. E non importa se sono della Chiesa o non sono della Chiesa, non importa se è della famiglia, se è nel mio luogo di lavoro, nel mio luogo di lavoro, sono le persone. E Dio mi ha detto, perdona. E che tu possa ripartire da capo con queste persone. Perciò quando noi siamo amareggiati, noi cominciamo a creare un elenco di amici. E sono tanti amici intorno a noi. Qual é o primo amigo que é em torno a me? Próximo? Vediamo lá. Qual é o primo amigo? Arrabbiatura. Já visto una persona amareggiata? Si diventa arrabbiata. L'altro amico di una persona amareggiata? Autocompassione. È la vittima. L'altro amico della persona amareggiata è ressentimenti, rancore, cerca la vendetta, invidia, calúnia, ci sono sempre pettegoli, c'è una paranoia, centrotinismo, ossia la persona amareggiata comincia a creare tutta questa amicizia con se stessa e la persona non percepisce che è lei che sta soffrendo. È lei che subisce questo, l'amarezza è il risultato di sentimenti e delle ferite che sono molto profondi nella loro vita. Perciò umanamente noi diciamo tu hai ragione, perché sono le ferite che sono entrate nel suo cuore, sono le state delle offese pesanti, ma io non posso nutrire l'amarezza, non posso permettere che l'amarezza possa guidare la mia vita. Perciò l'offeso considera l'offesa è colpa dell'altra persona.
E é vero. Eu sono amareggiato perché qualcuno mi ha offeso. Eu sono amareggiato perché qualche frase è detta contro di me. Eu sono amareggiato perché hanno fatto qualcosa contro di me. È vero. Ma io non posso permettere che questo sentimento di amarezza possa entrare nel mio cuore e nella mia vita. Perciò la percezione di essere vittima eclissa qualsiasi sentimento di colpa. Non percepiamo o danno che facciamo a noi stessi e agli altri. Perciò che amarezza è peccato. Io non posso trasformare l'amarezza come una cosa di una vittima, è un peccato. O peccato di amarezza perciò è più facile giustificare, perché io posso spiegare umanamente com'è questa storia. Una persona amareggiata è sempre triste e è confusa nelle sue decisioni. Efesini 4:31, che cosa dice? È un testo biblico. Qual è la prima parola? Prima, seconda e terza. Via da voi, che cosa? La Bibbia mi insegna una cosa. Che cosa devo fare con l'amarezza? Gettare fuori. Gettare via. Buttare via. Basta, via da voi ogni amarezza, ogni cruccio. Via da voi che cosa? Ira, clamore, parola offensiva, con sorta di cattiveria. Quando l'Apostolo Paulo stava scrivendo questa lettera, interessante, una chiesa molto bella che era di Efesini, e lui stava dicendo, via da voi, togliete, perché questo non fa bene per voi. Perciò è interessante che io che devo prendere questa decisione, perché di solito nessuno mi aiuta a abbandonare l'amarezza. Perché le persone mi guardano e dicono, tu hai ragione. Quando io subisco un'offesa, la gente che cosa dice a me? Tu hai ragione. E l'amico vero è quello che dice, tu sei amareggiato, tu devi abbandonare questo e perdonare. Interessante che questa settimana c'era quell'elenco delle meditazioni, abbiamo fatto a aprile l'elenco, e questa settimana è toccato proprio a me la meditazione dell'amore. E parla dell'amico. L'amico ferisce. Chi odia riempie di... Chi si ricorda questo testo di Proverbio 26? Di baci. L'amico ferisce. Chi odia riempie di baci. E è toccato proprio a me, in questa settimana, di parlare di questo argomento. Io stavo pensando che un amico vero, che cosa dice quando sono amareggiato? Caio, tu sei nel peccato. Ma io ho ricevuto questa offesa, hanno fatto questo con me. Caio, tu sei nel peccato. Ma tutto quello che è successo con me, io posso elencare 15 cose. Caio, tu sei nel peccato. Io ringrazio a Dio perché ce l'ho degli amici che fanno questo con me. E proprio questa settimana una persona ha detto a me, Caio, sei tu. E quanto questo ferisce la nostra vita, ma quando eu ricevo questo sei tu, è perché questa persona mi ama e vuole che cosa di me? Non era l'amarezza qua che io stavo vivendo, è l'altra storia. Ma questa persona mi ama e vuole la mia guarigione. Perciò un vero amico arriva a me e dice la situazione che io sto vivendo e cerca la mia guarigione, ma un che non è amico, che mi odia, che cosa fa? Mi riempie di baci e dice, continua così. E la mia vita è sempre un disastro. Io devo cercare gli amici sinceri. Galati 6:1. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, in amarezza, voi che siete spirituali, che cosa deve fare con lui? Rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che tu próximo non sia quello che sarà amareggiato, perché il prossimo forse sarà io. Perciò un amico sincero arriva da me per correggermi con lo spirito di mansuetudine. E è questo modo che io devo trattare la persona amareggiata. Io devo arrivare e dire a lei, il problema oggi sei tu. Perciò che l'amarezza succede di solito con le persone che sono più vicine a noi, perché noi non aspettiamo questo atteggiamento di quella persona.
e quello ci ha ferito perché io non aspettavo questo. Sono le persone che noi aspettavamo un atteggiamento diverso e succede. Perciò che quando l'amarezza viene, comincia a venire in me un spirito e le conseguenze che io non riesco a capire più il discernimento delle cose spirituali. Perciò la nostra mentalità è molto terrena, la nostra giustizia umana è molto forte e i nostri occhi spirituali sono annebbiati e ottenebrati. Noi non riusciamo a vedere il proposito di Dio. Tu já hai ringraziato a Dio perché è stato subito una offesa? Tu já hai ringraziato a Dio per un'opportunità per manifestare il perdono? E perdonare, carissimo, dopo parleremo sul perdono, non è dire basta, risolto. Perdonare è riprendere una storia. E quante volte noi siamo vittima e abbandoniamo e prendiamo il nostro atteggiamento. Perciò con lo spirito di amarezza contagia tutte le altre persone intorno a noi, perché io sono la vittima e io comincio a parlare. Ebrei 12:15, vigilando bene te stesso, che resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati. Questa settimana eu stavo cercando di sistemare un po' la aiola lì, no? E c'è una erbaccia che è molto difficile di togliere. E interessante, mentre stavo togliendo questa erbaccia qua, mi sono ricordato di questo brano. Perché questa erbaccia, il suo processo di moltiplicazione è tramite le radici. Non sono le sementi, sono le radici. E così quando si moltiplica con le radici è sotto il suolo, tu non vedi. E quando tu percepisci, quella aiola já è piena. In 2 settimane já è riempito. E o texto bíblico collega questo. Radice velenosa che venga fuori a darvi molestia. Perché l'amarezza comincia a creare questo di nascosto. E quando percepiamo, contagia a tutti. Vigilando bene che nessuno resti privo della, invece di manifestare la grazia, noi siamo giudici. Invece di manifestare la grazia di Dio, c'è l'amarezza, c'è il dolore. Che nessuno resti privo di questa grazia, che noi possiamo usare questa grazia. È l'unico diserbante che esiste per tagliare quella erba che contamina tutto il campo. È l'unico modo di finire con questa storia, è la grazia do Signore. Perciò che diventa molto pericoloso stare con una persona amareggiata, perché il prossimo a sentirsi amareggiato sarò io. Io devo stare attento a correggere, a amare questa persona per trasformare. Le erbe danose ci sono tante e si moltiplicano tante, ma dobbiamo manifestare questa grazia di Dio per tagliare questa erba. L'amarezza nascosta continua a nutrirsi, moltiplicarsi e quando viene fuori è un grosso problema. Quando viene fuori, grosso problema per tutti noi. L'amarezza è un peccato. Una persona amareggiata attira un grande amico che si chiama i pettegoli. E perciò che queste radici velenose cominciano a moltiplicarsi tanto. E questa persona subisce tanto. C'è un testo molto interessante su questo. Salmo 73. (21 e 22). Che cosa dice questo salmista qua? Quando il mio cuore era, come lui si sentiva? Eu mi sentivo trafitto internamente. Quanto soffre una persona amareggiata? Come era una persona amareggiata? È insensata, senza intelligenza, e eu ero di fronte a te come una bestia. Cara, sono testi biblici. Se qualcuno dice, o pastore Caio sta dicendo questo, engano. È un testo bíblico. Quando eu ero amareggiato, meu cuore era amareggiato, eu me sentivo trafitto internamente. Eu era insensato. Eu ero senza intelligenza. Eu era di fronte a te come una bestia. O consiglio che eu sempre dico da tanti anni: non prendere nessuna decisione quando il tuo cuore è amareggiato.
le decisioni prese con cuore amareggiato sono delle decisioni che portano delle conseguenze molto tristi. Sistema il tuo cuore con la pace e dopo prendi la decisione. Cuore amareggiato prende le decisioni tristi. E noi prendiamo delle decisioni che le conseguenze noi non riusciamo ancora a discernere. Perché quando o nosso cuore é amareggiato, eu sono senza intelligenza, eu sono insensato, e a Bíblia diz que eu sono come uma bestia. Uma pessoa senza intelligenza, insensata e uma bestia, tutto quello che fa sarà sbagliato. É quello que a parola mi dice. Perciò le decisioni fatte con l'amarezza producono un grande disastro. E queste decisioni non sono do Signore. Eu sempre digo, le decisioni con la testa calda è triste. Le decisioni con cuore amareggiato è peggio. Apri la tua bocca con cuore in pace e non con l'amarezza nel tuo cuore. Noi non possiamo prendere queste decisioni perché dopo soffriamo le conseguenze delle nostre decisioni. Una persona amareggiata subisce tanti conflitti con se stessa e è trafita internamente. Questa persona ha bisogno di guarigione, ha bisogno di liberarsi di questo. Perciò questa bestia ha bisogno di essere controllata dallo Spirito Santo di Dio, ma deve lasciarsi essere guidata da Dio e c'è soltanto una medicina. E come si chiama questa medicina? Come si chiama? Comincia com perro e finisce com dono. Só c'è una medicina. Io perdono quella persona che mi ha offeso. E quando eu perdono, io mi libero di tutto questo. Va via questa amarezza. Io perdono perché io vorrei essere libero. E quando eu perdono, eu comincio a pensare, ma dove era la mia testa che aveva fatto questo, che ha deciso quello, che aveva scritto questo? Dove era la mia testa? Perché eu perdono questa grazia di Dio e adesso eu posso riprendere novamente una comunione che eu avevo perso. Eu perdono che Dio ci insegna. Uma pessoa amareggiata, como diz em 2 Coríntios, é uma pessoa, aqui voi perdonate qualcosa, perdono anch'io, perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, lo ho fatto per amore vostro davanti a Cristo, affinché non siamo raggiati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Una persona con perdono è guidata dalla grazia di Dio, dell'amore di Dio. Una persona che non vive il perdono, che cosa il diavolo sta facendo? Conosce Burattini? Conoscete Burattini? È quello che lui fa con noi. Perciò l'amarezza è un peccato triste e mi allontana dalla mia vita, del mio rapporto con Dio. Io non posso perdere questa grazia di Dio. Perciò che l'unico modo di risolvere questo si chiama perdonare. Perdono. Donare a questa persona qualcosa che lei mai aveva ricevuto. Noi abbiamo delle persone molto amareggiate intorno a noi. Noi abbiamo delle persone che subiscono il dolore profondo. Noi viviamo in un mondo amareggiato. Quando eu leggo le storie di queste che succede in questo nostro mondo, eu comincio a vedere è l'amarezza. Tanti morti, tanti assassinati con le persone che vivono l'amarezza. E noi siamo gli unici a insegnare il perdono di Dio. Lo stesso modo come Gesù ti ha perdonato, io devo perdonare gli altri e tu devi perdonare gli altri. Quanto è prezioso o perdono! E perché tu non manifesta questo perdono alle persone che ti hanno ferito? Perché tu non manifesta questa grazia alle persone che hanno bisogno di ricevere la grazia? Ebrei 12,14 abbiamo letto prima, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se io non vivo il perdono do Signore, eu non riesco a vedere il Signore. Se eu não manifesto o perdono do Senhor, eu não riesco a vedere o Signore che agisce nella mia vita, a trasformare la mia vita. E tante volte eu aspetto che l'altro cambia e dopo che io devo cambiare. Tante volte non è lui che deve chiedere perdono a me, no. Una persona amareggiata deve manifestare questo perdono di grazia. I concetti e la giustizia del mondo è loro che devono venire a me.
il concetto, la teologia di Cristo, sono io che devo manifestare verso gli altri. Deve partire da me. Io non devo aspettare dagli altri, perché ho conosciuto questo da Cristo. Ho conosciuto questo dono da Dio. Perciò che davanti a Dio oggi non c'è nessuna colpa su di me. Davanti a Dio oggi, Dio non vede nessuna colpa in me. Io sono libero davanti a Dio. Io devo fare questo con i miei. Liberarmi di questo. Io non posso dormire e alzarmi con questa persona in testa, io sono schiavo. Eu devo liberar-me de questo, vedere l'amarezza che è un peccato contro Dio, perciò o quanto eu devo fare un sguardo su di me e decidere della mia liberazione. La Bibbia non concede a nessuno o diritto di amareggiarsi. Nessuno. Perché quando io sono triste o amareggiato contro qualcuno, sono io che sto vivendo nel peccato. Sono io che mi sono allontanato dal Signore. Sono io che ho abbandonato il proposito del Signore. Io devo perdonare l'offensore. Efesini 4, 31, 32. Via da voi ogni amarezza, ogni cruce, ira, clamore, parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. E che cosa dice dopo? Qual è la seconda parola? Invece. Invece. Siate invece. Che cosa devo essere? Benevoli e... Eu ho ricevuto tutto questo do Signore. Na sua benevolenza, eu ho ricevuto la sua misericordia. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri. E che cosa devo fare adesso? Che cosa devo fare? Perdonando-vi a vicenda. Ma in quale modo? In quale modo? Come anche Cristo vi ha perdonato in Cristo. Lo stesso brano quase que o pastor Alessandro ha usato all'inizio. Lo stesso modo, il modello non sono io, o modello è Cristo, o modello è mio Dio che mi insegna questo. Io devo perdonare allo stesso modo come Cristo mi ha perdonato. Senza questa manifestazione io vivo nell'amarezza, nei dolori. La mia vita è amara. Io devo bere qualcosa più dolce. E questo è il perdono di Dio. Un perdono porta beneficio a me. Un perdono porta beneficio alle persone intorno a me. Um perdono transforma meu muso lungo em joia. O perdono transforma a minha vida. O perdono transforma a minha vida completamente. E é questo che Dio vuole insegnarti. E Dio vuole vedere la mia gioia. E senza perdono non esiste gioia. Perciò che o perdono significa gettare tutto fuori. La mia ansia, i miei dolori, la mia amarezza, buttare via. Eu não devo... mantenere questo nella mia storia. Io devo prendere un'iniziativa. Sono io. Una chiesa santificata, una vita santificata è quando trasforma questa amarezza, nonostante che è stata un'offesa dura verso di te, in un perdono della grazia del nostro Signore. Perciò io devo ricordare la mia storia oggi e vedere se io sto vivendo questa amarezza o sto vivendo la libertà del perdono. O perdono deve insegnare un punto finale, o perdono deve insegnarmi o meu passo di maturità e di crescita. No momento che ho consegnato la mia vita a Gesù, Gesù ha detto, Caio, è vero? È vero. Adesso sono io che agirò nella tua vita in tutti i sensi. E adesso, Caio, quando tu subirai qualche dolore, qualche offesa, sono io che ho permesso per la tua crescita. Sono io che ho permesso questa storia per la tua crescita. Sei tu che devi crescere. Perciò c'è un proposito fortissimo nella tua storia quando tu subisci qualche offesa. Caio, sto pensando in te. Tu devi maturare e crescere. Tu devi approfondirti le tue radici. E è quello che Dio fa nella nostra vita. O tu pensa che Dio non è nel controllo di tutto. Perciò quando viene il perdono, c'è un elenco di cose qua. Potete... Quando viene o perdono, a pessoa rifiuta-se de tirare fuori l'accaduto davanti alle altre persone. Quando viene o perdono, a pessoa rifiuta-se de tirare fuori davanti quella storia davanti a qualsiasi persona. Rifiuta-se de tirare fuori anche davanti a se stesso. La persona rifiuta-se de menzionare l'accaduto con le altre persone. La persona sostituisce il bene con il bene quello che è stato il male
con quello ricordo del passato, la persona comincia a agire in modo favorevole e positivo a questa persona. Agisci con il bene. Romani 12, 20 e 21. Anzi, se il tuo... Che cosa dice qua? Se il tuo nemico ha fame, che cosa deve fare? E se il tuo nemico ha sete? Perché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vincere il male con il bene. Quando la Bibbia dice che noi avremo dei nemici, è per agire in questo modo con loro. È per agire di un modo che sorprenda loro. Se hai fame, dai da mangiare. Hai sete, dai da bere. Quando tu farai questo, tu comincerai a riempire la sua testa in modo caldo, con dei carboni accesi, perché lui vedrà adesso la grazia di Dio, qualcosa che solo tu puoi insegnare. Perciò io devo riconoscere che io sono un peccatore, io non sono degno, perché sto davanti a un Dio santo, santo, santo. Quando io cerco la mia giustizia, io mi sento superiore a Dio. Quando io cerco la mia giustizia, io mi sento meglio di Dio. Quando io cerco la mia giustizia, io penso che io sono il santo, il santo, il santo. Ma quando io perdono, io riconosco quanto peccatore io sono e quanto ho bisogno di questa grazia di Dio. Dio non ha un libro con tutti i nostri peccati, perché Dio non è amareggiato. Dio non esce del nostro gruppo di WhatsApp, perché vuole stare sempre con noi, perché Dio c'è la sua grazia, il suo amore. Dio non ha un libro dove è scritto il mio nome, il libro dell'amarezza. Dio c'è un libro dove il mio nome è scritto per l'eternità, è il nome della grazia. E questo modo che io devo vedere la vita spirituale e la vita con Dio, la grazia di Dio, l'amore di Dio, un Dio sempre presente. O perdono, io guardo negli occhi la gente. O perdono, io vedo la grazia di Dio verso le persone. O perdono è il vero cristianesimo. Altrimenti, io sono un religioso, appartengo alla Chiesa, sono anche battezzato, ma non sono un cristiano. O perdono è un cristiano che agisce. La decisione è nostra. Vivere un schiavo o vivere la libertà? Preghiamo. Quando si predica un messaggio di perdono e amarezza, qualche nome è venuto fuori? Qualche nome è venuto nella tua testa? Se c'è qualche nome nella tua testa, significa che c'è un'amarezza. Togli di questo libro. Perdona. La decisione è tua. Vivere amareggiato è vivere triste. Vivere amareggiato è vivere sempre con una faccia pesante, triste, dura. Vivere il perdono, io posso vivere bene, perché io vivo la grazia del nostro Dio. Dio mi ha insegnato il perdono, ma io devo essere obbediente e decidere di perdonare e liberarmi di questo dolore e guarire le mie ferite. Altrimenti io vivrò, come ha detto quello salmista, trafitto, pieno di dolori.
pieno di rabbia, pieno di vendetta, pieno di giustificare le mie azioni, pieno di decisioni sbagliate. Io vorrei vivere una vita con intelligenza, una vita con le decisioni giuste. Essere davanti a te, oh Padre, come un figlio obbediente. E sapere che le offese che sono partite contro di me fanno parte di un'azione tua, che io possa crescere e imparare a perdonare. Io ti ringrazio, Padre, perché io riconosco quanto peccatore io sono. Io non sono meritevole della tua grazia, ma tu mi hai guarito, Padre. Tu sei entrato nella mia vita per cambiare la mia storia, a perdonare le persone. E io non sono qua, oh Padre, per dire se merito o non merito perdono. Io sono soltanto qua, oh Padre, per obbedirti. Grazie, oh Padre, perché tu mi hai insegnato di non avere nessun libro, di non avere nessuna decisione, oh Padre, di abbandono. Tu mi hai insegnato, oh Padre, a essere perseverante, perché Cristo Gesù è andato con la perseveranza fino alla croce. In quel momento sul giardino dove lui sudava, Padre, sangue. Tanto era o dolore, lui ha guardato a me e ha deciso di continuare verso la croce per manifestare la grazia e il perdono. Grazie. Io ti chiedo, Padre, per me, per la tua Chiesa qua presente, che sia santificata nel perdono, che sia pronta ad amare, a abbracciare, a camminare, oh Padre, dentro dei tuoi propositi. La tua Chiesa è una squadra che manifesta il perdono. Noi non siamo qua per attirare la gente a manifestare amarezza. Siamo qua per attirare la gente a manifestare il perdono e la grazia. E difendere, oh Padre, la tua causa. Ti ringrazio, oh Padre, perché il tuo agire è stupendo. Ti ringrazio perché la tua guarigione della nostra anima produce in noi vita. Grazie, oh Padre. E è per questo che noi preghiamo adesso, per la guarigione delle nostre ferite. Trasforma la nostra vita, ma che io possa decidere, oh Padre, di trasformare la mia amarezza in perdono. Nel nome di Gesù, oh Padre. Misericordia e grazia. Amém, Senhor. Amém? Amém? Che Dio ci benedica e che possiamo camminare in questa preziosità che si chiama perdono. Mi sono convertito e un tempo dopo ho vissuto un allontanamento dal Signore. Ma quando un gruppo di persone sono venute da me e mi hanno detto: Caio, tu non puoi continuare così. Tu devi ritornare alla grazia e all'amore di Dio. Abbandona questo modo di vita. E lì nel mio cuore c'era tanta amarezza, 1986-87. C'era tanta amarezza. E questi amici sono stati preziosi, perché loro mi hanno messo nuovamente nella strada del Signore. Sono amici fino ad oggi, perché l'amore ferisce, l'odio porta a baci. Sono questa gente che mi hanno salvato.
perché Gesù ha usato loro. Che la nostra vita sia piena del perdono e della grazia. Amém? Momento di offerta, momento di consacrazione. Quale cantico? Grande sei tu. Momento di fare questa consacrazione delle offerte delle decima, ultima domenica del mese, che possiamo offrire con la gioia nel nostro Signore e con lo spirito del perdono e vivere questa grazia. Possiamo stare in piedi e possiamo donare al nostro Signore. Mio Signor, allor che con rispetto io miri il ciel che fece il tuo voler e lo splendor di stelle sento il tuono e il mondo intero che narra il tuo voler. Il cuore innalza a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Incanto il cuore innalza a te, Signore, grande sei tu, grande sei tu. Quando Gesù ritornerà dal cielo e gioia piena mi darà lassù, mi prostrerò davanti al suo bel trono per proclamare, Signor, grande sei tu. Troppa carne, Signore, e poco spirito è quello che la tua parola dice da noi, Signore. Per questo siamo dipendenti da te, dipendenti anche prima noi, Signore, del tuo proprio perdono, Signore, dopo che possiamo perdonare gli altri, Signore. Insegnaci, Signore, veramente, in modo che possiamo imparare, Signore, tutti i tuoi insegnamenti, Signore, nel nome di Gesù. Ti ringraziamo anche per queste offerte, per queste decime, Signore, che sirvano, Signore, per lo sviluppo della tua Chiesa, Signore, qua in terra, Signore, in questo locale, Signore. Nel nome santo di Gesù è quello che ti chiediamo, Signore, e perciò ti ringraziamo. Amen e amen. Amém. Potete accomodarvi? Gli avvisi. Non dimenticare, abbiamo dei battesimi il 4 di settembre
e dopo il campeggio dei ragazzi che comincia dal 5 al 10 di settembre, e che bello, da quello che ho sentito sono solo 5 posti, no? Sono 5 posti, 4 posti, alleluia. Ossia, la struttura già non è piccola e grazie a Dio che stiamo con un bello gruppo di ragazzi per questo nostro campeggio, ok? Così di 5 a 10 di settembre, non a febbraio, ok? E 4 sarà il nostro battesimo, stiamo vedendo dove. Io penso che sarà novamente ali a Piave, a Vidoro, ok? Gli altri avvisi? Ok, assembleia comincia alle 12:15. Alle 12:15 faremo la prima chiamata, alle 12:15 c'è un'assemblea. Argomento unico è solo per la votazione del consiglio direttivo, ok? Per la scelta del consiglio direttivo. Sì, per forza di regolamento sì, dobbiamo aspettare, così possiamo chiacchierare, parlare. La Franca è appena arrivata dal Brasile, ha tanto da raccontare a tutti noi della sua esperienza di là in mezz'oretta, ok? Ma possiamo stare qua. Bentornata Franca, bello vederti novamente. Ok? A tutti che siete con noi oggi la prima, seconda volta, grazie della vostra presenza, che Dio ti benedica e sempre camminando in questo prezioso perdono di Dio. Noi siamo stati guariti e trasformati. Non abbiamo debito con il nostro Dio, perché Cristo Gesù ha versato il sangue che ci ha purificato. Che tu possa uscire di qua ricordando di questo, ok? Una buona domenica a tutti e ci vediamo tra poco. Ciao.